Un blitz in pieno stile Greenpeace, il lento avvicinamento in motoscafo senza farsi notare, l'attracco al pontile di Palazzo Valbi lungo il Canal Grande, l'occupazione dello stazio con un tubo nero a simboleggiare quei tubi nei quali in molte zone del Veneto, fra le province di Vicenza, Verona e Padova, scorrono i FAS. E a completamento dell'azione lo srotolamento di due striscioni che riportavano le scritte Stop FAS in Veneto e Fermiamo gli scarichi. 4 attivisti sono entrati in azione in mattinata raggiungendo la sede della Giunta regionale del Veneto per protestare contro l'inquinamento da FAS, lanciando una petizione per chiedere alla regione di censire e bloccare tutte le fonti di inquinamento da FAS. Analisi indipendenti condotte proprio da Greenpeace tendono a dimostrare come le indagini effettuate finora dalle autorità regionali non abbiano ancora individuato tutte le fonti di inquinamento. I livelli consentiti di queste sostanze nelle acque potabili adottati dalla Regione Veneto sono tra i più alti al mondo. Indagini di Greenpeace hanno evidenziato come non tutte le fonti di inquinamento siano state ancora individuate. Pertanto Greenpeace lancia oggi una petizione per chiedere alla Regione Veneto di individuare e fermare tutti gli scarichi di PFAS e di abbassare i livelli consentiti di queste sostanze nelle acque potabili, allineandoli a quelli vigenti nel resto d'Europa.